curiades a bider como est un misteriu. Un misteriu e un miraculu in su matessi tempus, ca è su misteriu de sa veraula e poesia chi nasce da nudda e pare chi torrede a su nudda, ma a su nudda non torrada, e su miraculu de sa creazione poetica, de sa limba che nischi più de noisi e noisi non la podimus comandare, ca comandatissa, però a volte scomandiamo noi spuru. E su misteriu e sa poesia es custu chi manco os cantadores e chi la criana in pagos segundos ischini sa da essere bella o vea, sia da piagere a sa gente o non la da piagere. Sempre gai da esa vizzinia a sus ultimos annos. Paolo Pillonca in cent'annos cantadores a Lughe Lunas vidu sa copertina de su libro. La Bibbia pro erede o nos la poesia boli scritto su 1996 proprio a sos cent'annos, a occasione cent'annos da sa prima gara poetica es riede. Creo che si sargara sardas antentu, si storia che antentu in custos cent'annos meda si ha dipeso da s'idea lugente de zio Antonio Cubeddu. Oggi podimmo narrare e si sargara sardas un galubivas in tempo nostro e anzi importu esa dignidade e meritana meda il merito de Paolo Pillonca. Paolo pro non lo conoscere, ma es paos e tutto. Esti stato professore, giornalista, scrittore de saggios ma vinar de romanzos, editore, traduttore, abortau in sardu dai su greco Antigone Aiace de Sofocle, poeta lunarande innanti il suo puru ad iscritto pro parizzos artistas. Ma Paolo è stato antadore il suo puru, difatti andaia da pur de 20 anni startiau a palco pur di una volta. Ma oggi noi lamentiamo mascamente aumente studioso de sa poesia a bulo. Su per un anno studioso de sargaras, es un testimonia che intanno si ammorzai nomenato, o bella musa, ove sei tu, ma vinas tutto sar monografias, e sono un montone. A Ziuri Mundo Piras e via la dedicau battere operas, pur de 1000 paginas, ma anda fatto proprio pesoso, Barore Sasso, Ioannino Fadda, Francisco Sale, Tottoni Crubu e atteras. E su merito umano de Paolo è stato de dare dignidade a sa poesia de palchi a sos cantadores. E si oggi esiste sa domo de sa poesia cantada in Silanos e este un viaggio in sa poesia improvvisata e era un prendere e te sa poesia bulo de per visitare lo depimos a Paolo Pillonca. E tanto oggi erimos a mentare e tocca desideri a semenare su samaritano della parola e di umanità, o mentre l'inara da Don Mario Cugusi nos ha lasciato in conto de limba e de poesia. E ora anche in 9 casi cominciamo a entrare su oro de sa istione allegando esos studiosos e amor motivo e a pur de essere espertos de poesia tuttos ho anche noto bene a Paolo, han traballau parisi urin amigos e mascamente plussos in noi. E tanto sono Chiara Coccolo, ormuto a bennere a noi su palco, Andrea De Plano, Anna Cristina Serra, Duilio Caucci e Bachisio Bandino. Cominciamo da essa pruzovana. Chiara Cocco, silanesa, professora di lettera sul liceo scientifico del Macumele, ha fatto una tesi di laurea proprio sopra la poesia improvvisata, mascamente si sta occupando dei poeti silanesi Francisco Mura e Maria Dumasala. Paolo Pillonca aumente iese da uno ligamene orte in Silano su compare de Francisco Mura, orale de Maria Dumasala, a Borzio isadomo de sa poesia antala essere in Silano, strasate in sala Babina Susindi o Gian Pietro Arca, e est un esperto in de poesia e Borzio Silano non podia dare sindi aumentos ad aperto isadomo. Tu e Chiara l'has noto a Paolo e credo i dà per posto animo vinas a professori studios tu, no?
Quando ho pensato di fare questa tesi, appunto, che hai finito sos 3 anni, ho pensato di fare sopra questa poesia improvvisata di Ida Mesche e di trattare a Tio Marieddu, l'arte di Tio Marieddu e di Tio Francisco, non mi ne sono scopiata con Tio Paolo Pillonca. Mancari, Masala, Miluner Zera, de mi l'hanno dato tanta porta, scadeo l'ha intervistato, giustamente, insomma, ha questionato, e mi naria muttilu che li fa che piacere, e muttilu che da zu ha ti dato una. Dio mi vergonzaia. Mi vergonzaia li naria, oi, ti Maria, mai te mutto, per una tesi de triennale, de cosa de pago conto, no, no, de può fare a salestra, che voi de poi si a studiare, no, ergai a perdere tempo. Fa che come te che era mannata sull'ultimo, comunque se lo che era muttire, mi chideo, io lo conosco bene, non la può muttire mai. Basta che fatto sa tesi, quindi non manca, in Università de Tattari, non pensaia che questa cosa a livello di Ida può cominciare, tenzera tutta questa fortuna. Nammoso. Quando in Pidda hanno scritto che io ho fatto una cosa coi, hanno detto mi hanno fatto sa festa, sa paria che io ho fatto questa itte. Basta che organizzano una manifestazione, normalmente si può aumentare a Tio Francisco, basta che Tio Marieddu sa cattagliata ancora, e multini a Paolo Pillonca, e che multini a mie pure, mortificata, non schio come te va, che Deo, una alle prime armi, no? Io non mi varia de non hai fatto nulla de chissà itte, con un mastro della poesia improvvisata, de questo che l'hai studiata per de dotto, su Deo, per fare questa tesi a polizia de dotto canto su che hai scritto a polizia. L'ha conosciuto una persona umilissima, proprio di un'umiltà impressionante. L'ha fatto piacere meta, che Deo è per alleato così strada, e mi ha domandato di poter lasciare esa tesi. Deo che non pensaia di aver fatto chissà ite, copiar de tesi, non da io, tenia sa mia e via. Sa che io ho usato sa dia. Ma tutti va, io non ne penso, penso gusta, mi si tornata in Milan, che mi ti dispiace che non ne pensate, vi sta tranquilla, me l'ha lasciata, vi l'ha lasciata, e calcolato una le tempo e mi chircata su telefono e mi ha mandato un messaggio che da poco sto io fino a che su telefono non è morto e mi ha cancellato tutto ma mi lamentavo sempre mi ha dato mi l'ha gosata che sabba in Susara Deo non mi mentre mai questa cosa vi fissa di esa laurea ma da proprio manteso tento sempre in conto quindi questo sì mi ha dato un meda di non mi mentre mai fino a scando no è che fetta che sai però quando con isso ho cominciato ad andare a carchizzare a mi dimandare a mi intervistare a mi narrare a mi dimandare come te mai questa hai separato te fa che sa desi su preso poeta artesa da mia gai isso mi ha sempre azzuato fino a senza di moria di questionare davanti a gente isso vi l'ho contato a mio minarai sempre non timmasa tu aumenta di sempre rentene verba sequentur. Noi teniamo la stessa formazione, che io pure ho fatto su classico, che è isso, conosco su latino e su greco, aumenta di sempre ai guddu tu eminaria, sempre a cattone da menta, rentene verba sequentur. E Deo non mi che li dimentico mai. Volamos Anna Cristina Serra, un'altra emmina, poetessa di Taulino. Ha scritto diverse opere a mento e noi mi agrada lamentare l'imbanida proprio alla descritta Parisi in Paolo Pillonca sopra la poesia di Raimundo Pirar, di Peppe Zuzzu, di Barore Sasso e di Benvenuto Lobina. E Paolo Pillonca però non ha studiato la poesia a Bolo e ha fatto lui, soprattutto la poesia, ha un'istima manna proprio per numero, ma non solo. Pro un grusto de annos tue arzirau meda in chini certo pro ascoltare unas antargaras poéticas ma meda vinas pro sos premios literarios e Paolo ha appozzau e ha dau un azudu mannu a ustos premios e s'allega sempre disso o mente studioso de sa poesia a bolo
Ma nos allega desimportu ad Appio Paolo Pellonca pro sa poesia de Meledu, poesia de Taulino, Anna. No, tanti saluti a tutti e grazie per questa sterrida, perché vorrei già pensamentata di essere un'infiltrata, cioè oggi si questiona da prochiatro della gara poetica ed è un canto da stimmi mi da pragia, adesso un'improvvisatora faccio, insomma, lo faccio in un'altra maniera e tenere a regioni tu, i banne proprio come ti hai aperto, no? Con questa figura di Paolo, perché Paolo è vero che è su poeta dei poetas, ma di tutti i poetas. Io penso che Bodinai che Paolo ha fatto questa differenza in tutto stretto che ha toccato. Ha fatto un suo giornalismo, ha fatto in suo studio della poesia improvvisata, ha fatto il suo studio, questa applicazione di essere su e tutto un poeta, ha fatto in sa scuola di anche stesso professore, ha fatto con tutto che ha dato piao e ha aiutato. Noi ho tento un esempio con Chiara, ma funti medas e in medas stretto, in medas custrosas, no? Su fatto che ci sia a Silanos, poi tutto motivazioni che hanno Chiara e che appunto medas comprazzeuso esista da una poesia, una domo dessa poesia improvvisata, non un museo. Perché io ho questionato a pizzo dessa differenza, no? Tra museo e domo, perché siamo è un uomo che accoglie e che impara. Ma Paolo ha di contribuito a fare medas tra domus, in tutto vidas, di anche non scetti anticantaos cantadores, ma di anche puntinascius espremio letterarios. Poi espremio letterarios hanno fatto una cosa che mi permette in pruso, con questa lingua che dottos se cercando de imparare e de comprazzire con su mondo, perché è una ricchezza, un'azienda con su mondo, non siete voi sardos, po tutto su che contiene, su che denidi. Ma ha fatto, tornare a una cosa più, questa scrittura di questa lingua. Il primo letterario anti ciccao e funta ancora ciccendo de agattai questa regola che hanno beni prodottos, può scrivere una lingua, perché è importante questo puro. E Antonau, finza questa possibilità di seguire in atras andalas che non funti sa de poesia improvvisata, ma funti sempre poesia. Poi tapo Paolo, sta cosa pure importante, tornai con tutto differenzias, che tutto su scireus, fu sta poesia. Isso, pensas in su giornalismo, ha descritto articolos in novenarios apposta, in endecasillabos apposta, proprio per desidonare un traggio. E non sono di accordo con isso, che una rada che scrive canzoni. Isso scrive poesia, una rada po'. Poi come tutte le persone mannas, vorrei di un'umiltà che ne laccana, ma isso potevo ascoltare a Piero, potevo ascoltare a Franco Madao, potevo ascoltare le poesie di Paolo. Scetti che tenendo tutte le competenze letterarie di studio fatto come ti si aspetta, no? Fatto come ti si aspetta, tenia finza di questa competenza di sciri commenti un verso in sa musicalità andata a settiao. Cioè, io scegliere da canale, scrivo questo verso, cioè in senso imparando i vocali, si serra con i vocali apertas, che tengono un altro suono, è una ninni andata fatta in questa maniera. Una tittito invece di no, ne ha bisogno di saúde, perché è un altro tipo di solo. Ecco, ammettendo tutto gusto su essere su, come ti vorrei un naturale su, cioè isso vuol da Icci, perché Paolo tenia da sua propria stima e suo proprio modo di si relatare
sia che fessi di su presidente della regione o su intellettuali più importanti che ci festa, da che no con su crapaggio, che di imparata, di anche imparata, altre cose, e ha sempre, sempre in scuola e con tutti gli altri imparau su verbo imparare, proprio come ti vedo su un sardo, che io nai. Imparai e apprendere. Da sempre in au. In bella musa avessi tu l'amor vedo vinas ritennantesi Paolo ed in principio era la poesia delle donne. Pa a semminas improvisadoras e si storia nessi ussas artias a palco, una Ramos o Maria Farine che Arina Porcheddu, certo, emminas an improvisaulis immus in cada vidda, dai sas annennias a sos attittos, ana sempre improvisau. Però ana binas a ittu meda sas semminas a su libru de Pedrazzilla si collin 221 poesias de mi pare 64 poetessas si benin da in 23 viddas differentes. E su libru de Andrea Nonne chentu poetas sun matessi de ustos 24 20 imbe sun femminas. Tras attere oie bisune binas issas giurias de sos premios de poesia. Tu tenés un esempio, poetessa ma binas giuradi medas premios. Aumente est un movimento poetico de sas semminas, Anna? Poi ti posso dire che sti arioso che si vede pruso. Ecco, si vede perché che femmina sa moi fonti in altro luogo pruso visibili, sì. Ma su movimento lo è sempre stato, perché che in si femmina non ci vogliamo questa poesia dei uomini. In su senso che tutto, cioè questo desiderio ricordato mancai come te che ve santa un medio non in prima fila, ma sempre a casa, ma che cantadas aninias ai fillos,ove santa mascos o femminas, fuiant sempre mammas, adesso il resto si Raimundo Viras adunada in senso limpio, no? Che dona da su merito a sa mamma, anzi sa mamma che si giubica segueu che da pungotta sa fontana sa paradiso e ta pusciusto in l'aras con cuss'acqua. E deu du penseu puru in su senso che a dolomanno est che moi is femminas non cantant prusu sa nennias e non lu cantant e non das cantant massimamente con sa lingua ansoro. Con su discorso dessa lingua, a piso dessa lingua che teniai prima con Duilio, dunque e certo poi moi fonti in logo proso fonti di giurias, fonti organizzadoras de premio letterarios, fonti studiosas dessa poesia al femminile, esibite pruso, ma su movimento des femminas a intro dessa poesia lo è sempre stato. Anna Cristina Serra, grazie meda. Oramos a Duilio Caucci, professore di letteratura italiana e di letteratura sarda in Università di Asteddu. Io vedo Duilio ad una sensibilità de manna lega meda dell'imba sarda, di poesia sarda, sia da di poesia de Meledo, ma vinar de poesia bulu. Plur di una volta traballò in Paolo Pillonca, essendo però tu e Duilio meda plur giovanu de Paolo, credo i pruttive antis al volta l'Arvina Narausi di stau un riferimento. Ma pruite Paolo Pillonca, udu e regaloie un riferimento pro ie studia da sa poesia. Dunque, deu dopo connotto che via da manno giai, via da manno e deu vemu giovanu. E su che mi arregodo de issu, is primus bortas che si seus agattaus, via da un omini abbettioso. Questo mi pragia da me, che quando sesi giovane, sesi rivoluzionario, abbettioso. E deu pensammo, depo arribai abbettioso di aici, deu puru a issu, ad essi dentro in sandos 64, 65 anni, depo arribai abbettioso di aici. Ma poi questa questione de sommini abbettioso, tappo comprendi a mellus,
quando appu studiau sa storia de sa Sardigna in is annos de Paolo Pillonca giovanu. Issu fiat de su 42. Un omine de su 42, quando ha cominciato il piano di rinascita, poi sbrabaginos prus de tutto, in su 62, tenia da 20 annos e fiat in su università. In sa generazione de Paolo Pillonca, meda giovanus, iant studiau foras. In is annos de Paolo, in sa Sardigna, fiat tutto una guerra, faide, sequestri di persona, fiat una cosa endemica. Chi ni deni di s'età mia non da biviu mai, grazie a Deus, in cussa maniera, cussu tempus. Duncas, i giovanus de cussus annos, is chi teniant 20 annos, chi ant studiau foras, in sa gara biant una cosa, non scetti una cosa antica, de cambiai, poitta che biant in tutta Europa sa metrica libera. In iscola studiant sa metrica libera, possono 900 naturalmente. E duncas a medas de cussus giovanus non ti si pragia da sa gara. Non ti si pragia da sa gara. A meda de cussus giovanus chi volent cambiare su mondo. Deu faccio sempre s'esempio mannu de su premio Ozieri. Su premio Ozieri nasciti contras a sa gara, contras a cussa estetica, naraus, de sa metrica serrata. E difatti in Ozieri poi c'è sta reazione de s'altro premio che narata commenti. Questa è una cosa manna che teneus e feus un altro premio per sa gente che scrive in rimma, che bene de sa estetica, de sa tradizione, de sa gara pure. No? Ed è una ramo, studenti questa cosa, come ha fatto questo giovane, professori in Seui, anche sa gara è via da importo in questo anno, Seui via da una bida, anche sa gara arribata con i maestros mannus. Quest'uomo che via da professore in Seui, poi diventa da giornalista, poi diventa da capo ufficio stampa dessa regione. Come ha fatto a poderai questa idea sua dessa gara, poiché che isso via da intro da snaudo vivuru, isso oliada a giovano pesai in su palco a cantai. Dunque a isso mancai vestiti una cosa che via da de importo possa gente, poiché che in sa gara ci vedono via da una parte dessa poesia con un pubblico meda, dunque i sardus da stimanta sa gara. Via da calincuno intellettuali chi pensata che vestiti una cosa antica. E isso abettioso proprio in questi anni estetius a voce po' de aderus. Però Paolo proprio in suo tempo su dessa crisi in suo mondo intellettuale però non in suo mondo po' de aderus in suo momento dessa crisi in suo mondo intellettuale isso a pittorra parata a difendio costati. Dunque su che vemo narenti isso via da abettioso vinzas in gusto è data inzettata e a noi si sa lassau finza a sa dignità di cantai una parte dessa cultura e dessa poesia nostra che esti oi e tutto una dei spattesi prus bellas dessa poesia nostra. E ti importu ad appiu ent'annos cussos annos istessiu in ustenarane tue uno pause che io perdi a binassa pure ma binassa limba e cussos annos belle belle frigonza legare sardissis ied un libro in sopra sa poesia antaderis ied in sardo. E difatti sì. E ti importa d'appi cussos annos? Questa è un'altra cosa che mi ha da spantare un meda, poiché a me mi piacia da me da sa poesia, avemmo scienti in su università e sì mi pare di in su 98 o Sotter, se non mi ricordo male. 96. No, 96, in su 96 deu tenemmo 26 anni, mi piacia da me da sa poesia in sardu, ma mai abbiamo agattau un libro che questionata dessa poesia sarda scritto in sardo. Dunque, quest'altra cosa attento per me un effetto di legittimazioni, tu vi stai rendi tu pure prima, delle legittimazioni finza dessa scrittura saggistica in sardo. Poi che deu leggemmo cose in francese, in inglese, finza in francese antico, ma mai in sardo.
E dunque, quest'altra cosa pure a Paolo si dà doppio d'orrai commenti una cosa manna che sa lasciavo. State imparavo che si può scrivere, anzi, che si deppi di scrivere in sardo quando si questionando di cosa sarda sa poi sarduso. Poi magari vai sa traduzione in inglese, si duoli si bendi ai etnomusicologi americani o francesi o tedeschi. Però quando si questionando di una cosa che è tutto pensata e fatta in sardo e adesso meglio a scrivere in sardo, pensando su scesi tutto su Paolo via da con pago a tragenti sommini che questionata di ogni argomento in sa lingua nostra e questo in questo anno non via da una cosa che va in tutto su. Grazie a Duilio Caucci, grazie a me. A vosaltros. Quando di fronte a me la gente gratta m'ho fatto sta gara improvvisata.